Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi si spera facciamo l'ultimo video di questo format, ovvero del raggiungimento della nostra scalata per raggiungere i 1600. Credo che siamo a 1596. Speriamo insomma che vada bene e che non ci siano troppi imprevisti ce la posso fare sul nostro percorso. Apriamo con qualcosa di strano, perché altrimenti escono sempre tutte partite, oddio, tutte partite uguali, è un parolone. Facciamo robe tranquillissime, issimissimissime. Facciamo robe tranquille, facciamo anche cose strane, perché insomma il bello degli scacchi è anche sperimentare. Questo alfiere ovviamente andrà in fianchetto, gli lasciamo il centro per poi prendercelo in un secondo momento con manovre particolari, non si sa come, quando, ma va bene. Come andare subito in posizione perdente dalle prime mosse, manuale rapido. Se faccio un libro, ragazzi, lo comprate? Come andare subito sotto in apertura? Secondo me, cioè alla fine sono tanti libri che dicono l'apertura migliore di qua, di là, e invece nessuno che ti spiega come farti subito fregare in apertura. Penso che possa essere molto utile. Oddio, basta. Siamo contro Slavom VVV. Vediamo un po'. Allora, iniziamo a parlare seriamente. Questo cavallo potrei metterlo in C3. In C3. C3 con l'idea di andare qui, oppure semplicemente faccio una roba a riccio, tipo difesa elefante, robe di questo tipo. Il cavallo si va in C3. Intanto c'è un doppio attacco qui, deve prendere provvedimenti, probabilmente sposterà l'alfiere. Ok, sembra buona, dai, facciamo una cosa di questo tipo. Sposterà l'alfiere. E a questo punto niente, continuiamo a giocare tranquilli. Ecco, adesso qualsiasi spinta al centro onestamente non mi fa poi così paura, perché poi sono abbastanza, insomma, questa è forte senza dubbio, però mi crea delle buone case per il mio cavallo e in futuro posso anche tornare con quest'altro cavallo, quindi qui sono abbastanza tranquillo. Eccolo, alfiere 7. Ok, questa donna deve lasciar mettere in comunicazione le torri, quindi la metteremo da qualche parte. È anche vero che lui adesso c'ha questa manovra, quindi un A3 così preventivo ci piace. A3 preventivo ci piace. Vediamo un po' che altre situazioni strane si possono venire a creare. Un H3 di consolidamento con Re H2 potrebbe essere un'idea. Ovviamente questa spinta qui ora non è giocabile. Non è giocabile perché non ho poi la controrisposta C4 finché c'ho qui il mio cavallo. Quindi semmai gioco D3, donna in D2 e poi vediamo quello che succede. Torre in D1, devo capire quale delle due torri. Ok, questa probabilmente forte, fammi ragionare. Se faccio questa perdo un bel po' di roba. Se faccio questa non ci guadagno nulla perché c'è 6 subito. Cattura e a questo punto ora c'è questa, sì, che ho 3 attaccanti su questo punto. Ok, sì, facciamola. Ok, abbastanza obbligato, ci sono 3 attacchi su questo punto. Non credo abbia troppe possibilità. Eccola, l'unica mossa che non doveva l'unica mossa che non doveva fare. Se sposto cattura qui non me lo schiodo più quel pezzo, quindi devo giocare
in questo modo. Ai 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 ai, arriva qui con l'alfiere, attacco doppio, ma c'è un attacco concreto sul cavallo in B5 che dovrò far rientrare. Se lo faccio rientrare qui, troppo sborona, perché catturo e c'ho la torre, finché c'ho la torre qui. Cavallo qui, cattura, poi mi cattura il cavallo, perdo il pezzo, quindi niente. Niente, brutta posizione ragazzi, c'ho la donna che non si può muovere, c'ho la torre inchiodata, torre 1 alla prossima, il prima possibile. Torre 1, qualsiasi cosa lui faccia, torre e 1, bisogna giocarla. C'ho un pedone isolato su di 2, brutta storia, e boh, lo dovrò probabilmente spingere il prima possibile per creare un po' di fastidio. Non ho piani di gioco, il che non è bello. Torre 1, cavallo F4, almeno guadagno un pochettino di... Quell'alfiere è troppo forte, potrei anche decidere di cambiarlo. No, per il mio alfiere no, perché è uno dei pochi miei pezzi che ha iniziativa, che dà concretamente fastidio. Ok, doppio attacco su questo punto. Se cattura. Se cattura. E poi c'ho anche la donna qui. Buonanotte. E se invece... Ma cazzarola. Oh cazzarola ragazzi, aiutatemi a trovare qualcosa di serio. Mi sa che sono obbligato a catturare. Cattura qui e non riesco a fare scoperte perché questo alfiere purtroppo è sospeso. Questo alfieretto è sospeso. Dovrei giocare... No, troppo lento. Vabbè, intanto questo io lo catturo. Ok, torre 1. Credo che sia abbastanza obbligata. Ok, l'alfiere, torre 8. E adesso propongo un cambio. Onestamente mi piace il cambio. Dopodiché donna E2, catturi, poi vieni tu con la donna qui, aiuto. Ok, attacco serio. Inizia che sofferenza sta partita, raga. Torre qui, cavallo qui confutata. Questa, com'è questa? C'è questa, niente. Donna qui. Ok, tengo il punto, sono uscito con la donna, c'ho una buona diagonale, ma non mi interessa tanto catturarmi questo pedone, tanto riuscire a uscire con questa donna. Vediamo cose strane. Voglio sempre riuscire a fare questa il prima possibile, così cambiamo un po' di pezzi e attacco la sua donna grazie a questo alfiere. Il mio alfiere, grazie alla mia donna, attaccherà anche su F6 e quindi sarà il momento giusto per fare cose belle. Questa è la prossima candidata. Se non sposta la regina da questa diagonale, questa sarà assolutamente la prossima. C'è anche torre C1 che è molto carina, che arriverà presto anche lei. Ragazzi, ho trovato uno che pensa più di me. Quindi la partita potrebbe finire all'ultimo secondo. Partita inutile. Che partita inutile. Sì. Lui dovrebbe togliere la donna da qui. La dovrebbe mettere qua. Miliardesimo attacco su qui sopra. Non l'avevo calcolata questa. C'è cavallo qui che tiene e attacca. Vediamo se cavallo qui è fattibile o è troppo passiva. Tutto può essere, Però credo che vada bene, onestamente. Un po' passiva, ma credo che vada bene. Anche perché altre soluzioni non ce ne sono, quindi.
Quindi va bene così. Ok, ho sguinzagliato finalmente anche l'altro alfiere. Adesso se la donna si toglie da qui perde il cavallo. Se la donna si toglie da questa colonna perde l'alfiere. Sì, forse ha perso il cavallo. Fammi fare un bel check. Deve venire qua. Deve venire qua con la donna. Vediamo se c'è qualcosa di cattivo. Sicuramente c'è in questa posizione, ma non lo sto vedendo. C'è alfiere qui. H5. Non lo sto vedendo. Non lo sto vedendo. Adesso c'è donna di 7, l'unica salvezza. L'unica salvezza. Tac. Scacco. Tac. Tac. E se io ti mangio con la torre, forse questa non l'avevi vista. Te mangio de torres. Te magno de torres. E quindi non mi puede catturare perché I have del fieretos. E questa posizione mi piace. 20 secondi. Attenzione ragazzi. 15 secondi al 1600. Si è arreso, mamma mia, abbiamo raggiunto i 1600, potrei farne un'altra ma non la farò, invece sì, però a 3 minuti, ho voglia di divertirmi un attimo. Un errore, capiamo solo quando è questo errore perché sono curioso di capire, già che non me la fa analizzare, o forse sì, o forse no, niente, non si sa quando ho sbagliato, adesso lo scopriremo subito da questa analisi velocissima. Vabbè, qui sono sempre in svantaggio, data la pessima apertura. Cattura, cavallo B5 è giusta, D3, questa è giusta. Ok, qui mi diceva sì, questa è buona. Cavallo per D4 per forza, torre 1 per forza. Donna F3. Cavallo in E4 era la migliore. Sì, cavallo in E4. Cavallo in E4 perché? Perché scopro sempre la donna. E se lui mi catturava qua, io catturavo qua con attacco su alfiere. E se lui toglieva semplicemente l'alfiere, perdeva il cavallo. Ok. Sì, era più aggressiva, infatti mi sembrava troppo passiva questa. Vabbè, comunque l'importante è il risultato finale. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!